Bentornati su un aggiornamento con le previsioni meteo. Parliamo dell'effetto della Nina e che si sta ovviamente indebolendo nel corso dei prossimi mesi, delle prossime settimane, e entrerà quindi El Niño. Quindi cosa vuol dire? Che la Nina ha portato un raffreddamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico. Come vedete adesso El Niño invece riscalderà le acque dell'Oceano Pacifico, cambiando totalmente un po' il regime tra gli anticicloni e le basse pressioni, una circolazione globale che attualmente si sta comportando insomma in fasi alterne. E infatti, come possiamo vedere, la formazione del Niño si andrà a formare proprio nel corso delle prossime settimane e andrà intensificandosi, comportando quindi un cambiamento della circolazione atmosferica. Potrebbe esservi una ipotesi ancora da valutare dal 24 in poi una ulteriore irruzione di aria fredda sull'Europa, specie quella centro-orientale, colpendo in parte anche l'Italia, ma ancora da valutare. Come vedete, in prossimi giorni un fronte molto freddo, carico con temperature ben sotto i 12 gradi sull'Europa orientale. Da noi invece affluiranno gradualmente delle correnti un po' più miti di matrice oceanica, queste infiltrazioni umide che provocheranno un aumento della nuvolosità al nord con un rialzo termico notevole, soprattutto lungo il versante tirrenico e al centro-nord. Possiamo vedere come nella giornata di lunedì le correnti umide si infiltreranno sull'Europa centrale e raggiungeranno infiltrazioni anche sul nord Italia, in particolare sulla Liguria, mentre l'area fredda artica andrà a coinvolgere ancora la Russia e l'Europa orientale, comportando nevicate a quote molto basse. Possiamo vedere come nel corso della giornata di lunedì non assisteremo insomma a delle condizioni meteorologiche determinanti per portare delle piogge. Avremo nuvolosità in aumento, come vedete la Liguria e l'Alta Toscana. Entro fine giornata potremo vedere qualche debole piovasco, con qualche ultimo fenomeno sull'Abruzzo fino alle ore pomeridiane e come vedete anche sulla Sicilia, lungo le coste settentrionali. Per quanto riguarda poi martedì, un ulteriore rinforzo dell'alta pressione porterà a un lieve rialzo delle temperature, ancora delle gelate al mattino sulla Val Padana, ma con le massime che si porteranno ben sopra i 7 gradi, quindi i valori diurni saranno più che altro in media col periodo, e avremo qualche isolata pioggia ancora probabile sulla Liguria, sulla Toscana e sull'Appennino settentrionale, ma qui le fioccate potranno apparire solo ben oltre i 1600 metri. E come vedete potremo assistere a cielo in genere poco nuvoloso sul resto del sud e con le temperature che subiranno quindi un ulteriore rialzo. Come vedete la differenza tra l'Europa centro-orientale e quella orientale si evidenzia molto molto bene. Quindi precipitazioni che andranno a coinvolgersi solo appunto su queste due aree e con nuvolosità irregolare che scorrerà ancora sulle regioni del nord nel corso della giornata di mercoledì, quindi aumenterà l'umidità, continueranno a esservi delle giornate insomma piuttosto grigie al nord sul versante dell'Alto Tirreno e temperature che saranno anche fino a 18 gradi, pensate, sulla Sicilia, sulla bassa Calabria, mentre vedete si attivano sempre più queste umide correnti atlantiche fino alla Spagna, sulla Francia settentrionale e sul nord della Europa, con possibile precipitazione entro la serata sulla Alta Lombardia e ancora una volta sulla Liguria e l'Alta Toscana. La giornata di giovedì invece, attenzione, da giovedì in poi avremo un netto aumento delle nebbie in Val Padana, clima che continuerà a essere comunque molto mite per il periodo, le gelate saranno molto meno frequenti, praticamente saranno quasi assenti al nord, essendo che avremo umidità molto più elevata. Vedete una struttura molto ampia depressionaria che si andrà a formare sul Regno Unito, potrà portare a un'ulteriore discesa di correnti molto umide atlantiche, coinvolgere dapprima l'Europa occidentale, poi per protrarsi anche fino alle regioni del nord-ovest, quindi possibile instabilità nel corso della giornata di venerdì. Infatti, come vedete, la tendenza mostra ben chiaro come fino al 18 avremo molta nuvolosità al nord, con temperature ben sopra la media stagionale, specie sulle regioni centro-meridionali, instabilità invece, come vedete, sull'Europa occidentale e temperature che saranno invece ben sopra la media proprio su tutta quanta l'Italia, mentre un'ondata
di gelo interessa ovviamente l'Europa orientale e la Russia, e con un successivo periodo dal 19 in poi che, come vedete, mostra una maggiore ingerenza di perturbazioni atlantiche che si andranno a insediare sul Mediterraneo e che porteranno quindi un netto peggioramento soprattutto lungo il versante adriatico e a nord-ovest, che sarà il più colpito dalle perturbazioni. Infatti, come vedete, le precipitazioni che insomma nel corso di questa settimana saranno piuttosto frequenti le troveremo sull'Europa occidentale e al nord-ovest, mentre altrove avremo un bel secco, assenza quindi di fenomeni e clima nel complesso mite, e come vedete dal 19 in poi è attesa una fase un po' più instabile di matrice atlantica, quindi non si intravedono date fredde, non vi saranno quindi nel lungo termine per il momento, almeno fino al 24 del mese, delle perturbazioni artiche proprio di matrice invernale che andranno a dirigersi sulla nostra penisola. Ne riparleremo nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo. Continuate come sempre a seguirci.